Domenica 19 luglio, Santa Giusta, è il 201esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 165 al termine. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:53. La luna si leva alle 4:08 e tramonta alle 20:08. Lazzaro Mocenigo, capitano generale da Mar della Repubblica Veneta, sbaragliata la flotta turca nello stretto dei Dardanelli, vuol portare la guerra direttamente a Costantinopoli. Le navi veneziane avanzano sotto la tempesta di fuoco delle batterie nemiche piazzate sulle sponde del canale, ma una cannonata coglie in pieno il deposito delle polveri della galera ammiraglia. La nave si incendia e l'albero poppiero precipita addosso al Mocenigo, che resta ucciso sul colpo. Le previsioni per domani. Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento nel pomeriggio sulle zone montane. Precipitazioni assenti, salvo occasionali fenomeni anche a carattere di rovescio temporale nel pomeriggio in montagna, con probabilità nulla o molto bassa sulle prealpi e bassa sulle Dolomiti. Temperature in aumento. A Monselice, poco lontano dalla provincia di Padova, è ubicata l'antica pieve di Santa Giustina. L'edificio di culto fu eretto sulle macerie di una chiesetta dedicata a San Martino Nuovo nel 1256, su volere del cardinale Simone Paltanieri. La chiesa, dedicata alla martire Giustina di origini padovane, ha decorazioni gotiche in cotto e il campanile è in stile romanico lombardo. La facciata principale presenta 5 paraste di mattoni, un rosone e 2 bifore. Gli archi sono a tutto sesto, il portale d'accesso è preceduto da un piccolo protiro a cuspide in stile gotico e si può ammirare l'affresco di Antonio Soranzo del 1931, posto sulla lunetta che sovrasta il portale. Nell'ultimo secolo sono stati operati vari restauri che hanno portato alla rimozione degli elementi barocchi. All'interno del monumento sono da ricordare l'ampia navata, l'abside con volta a crociera e 2 cappelle poste ai lati. Nella chiesa sono presenti pregevoli opere d'arte, tra le quali il Polittico di Santa Giustina del 400, la Madonna dell'Umiltà di Antonio da Verona del 1421.